Continuano nel carcere di Uta gli interrogatori di garanzia dei 7 dirigenti e dipendenti della Forsidi di Macchiareddu, specializzata nella produzione di fluoro e delle aziende collegate, arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Cagliari per una serie di attività inquinanti che sarebbero state messe in atto dalla società di proprietà del presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini. Ieri il GIP del Tribunale di Cagliari, Cristina Ornano, ha sentito per quasi 9 ore uno degli indagati, Simone Nonnis, ex dipendente dell'Ineco, che ha risposto alle domande del magistrato fornendo ulteriori elementi che potrebbero portare ad ulteriori sviluppi dell'inchiesta condotta dal pubblico ministero Marco Cocco. Nonnis avrebbe indicato altre aree soggette ad un possibile inquinamento, non ricomprese in quelle oggetto dell'indagine. Intanto sugli sviluppi dell'inchiesta interviene con una nota Legambiente. L'inquinamento delle aree industriali impone un'iniziativa coordinata ed urgente. Quanto accaduto alla Forsidi di Macchiareddu con le accuse di inquinamento e disastro ambientale impongono una riflessione di carattere generale, sottolinea l'associazione ambientalista. Legambiente sottolinea che lo stabilimento Forsidi è compreso nel sito di interesse nazionale Sulcis Iglesiente Guspinese con la nuova perimetrazione del 2011 che interessa aree minerarie dismesse e siti industriali attivi. Si tratta di un territorio vastissimo che va dalle sponde di Sant'Agilla al litorale di Portoscuso a quello di Piscinas. Per decenni il Sulcis Iglesiente Guspinese, sottolinea Legambiente, ha visto il grande sviluppo dell'industria mineraria, ma il suo brusco recente declino, dovuto essenzialmente alla concorrenza delle nazioni emergenti, ha causato un elevatissimo danno sociale, lasciando sul campo una numerosa schiera di disoccupati e un territorio pesantemente inquinato. Ora, conclude la nota di Legambiente, stanno emergendo a Macchiareddu pratiche di grave inquinamento diffuso nel territorio e persino nella laguna di Sant'Agilla, che la nostra associazione aveva tante volte segnalato.